Il Città di Messina cerca la 13ª vittoria consecutiva. Ben trovati amici della Wisport con la 23ª giornata del campionato di eccellenza. Il girone B dalla Garden Sport Mili vede scendere in campo la capolista del girone B a 56 punti in classifica. Infatti al primo posto dopo il 4-0 contro Atletico Catania il Città di Messina del rientrante Mister Furnari, che dopo aver scontato i turni di squalifica torna al suo posto in panchina, affronta il Rosolini di Mister Severino che schiera Fornoni, Brancato, Reginato, Monaco, Ulma, Diddio, Sammito, Valerio, Errante, Ricca, Cavarra. Due assenze pesanti in casa Rosolini, infatti non saranno nella partita per squalifica l'esterno sinistro Rizza e l'attaccante Melluzzo. Non al meglio in panchina Impladini. Dall'altra parte il Città di Messina risponde con Paterniti, Salvatore Leo, Filistad, Bombara, Fragapane, Di Stefano, Cardia, Costa, Silvestri. In avanti lo giudice Codagnone. Siamo partiti con il film del primo tempo. Il Città di Messina attacca subito da destra verso sinistra. Leo riesce a saltare un avversario in maniera abbastanza fortunosa, prova lo scatto, viene steso così. Sono passati 180 secondi, c'è un calcio di punizione affidato al sinistro di Fragapane. Acrobazia di Cardia, il pallone viene toccato da Brancato nella sua porta ed è il gol che porta in vantaggio il Città di Messina. Rivediamo il tentativo acrobatico, gol da segnare a Francesco Cardia. Infatti la conclusione era nello specchio. Segna il numero 8 che sale a quota 7 gol in classifica, a -1 da Rosario Rasà tra i bomber stagionali delle Città di Messina. Come sempre dedica verso le tribune di Francesco Cardia. Il Città di Messina continua ad attaccare, c'è un colpo di testa di Silvestri, Fragapane riesce a vincere caparbiamente un contrasto, serve Codagnone, conclusione a botta sicura, alta di poco per l'attaccante di Mister Furnari. Ancora il Città di Messina che stavolta si deve difendere, non trova il pallone qui Costa, c'è il tentativo dalla lunga distanza da parte di Ricca che però non trova lo specchio della porta. Sembra un'altra giornata tranquilla per Paterniti. Nel frattempo Cardia va a verticalizzare verso lo giudice, bravo a anticipare di Dio, lo giudice ancora, il pallone però va alle stelle con il tentativo di destro del numero 10. Poi c'è un calcio di punizione per il Città di Messina, ancora Cardia, deviazione da parte della barriera delle Rosolini, braccio attaccato però per il difensore. Infatti il direttore di gara non interviene, finisce così un noioso primo tempo. Amici della Wisport, il Città di Messina è in vantaggio per 1-0, poche però le occasioni, viene tenuto bene il campo come sempre dai giallorossi. Nella seconda frazione non cambia nulla tra i 22 in campo, il Città di Messina cerca subito di affondare, lo giudice mette dentro il calcio d'angolo, Codagnone prova a controllare, viene steso così in area di rigore. Per il direttore di gara non c'è nulla, non viene però nemmeno sanzionata simulazione per l'attaccante. Il nostro replay comunque non riesce a dare delucidazioni definitive sull'accaduto. Come detto, tante proteste in casa Rosolini, ne avrà la peggio il difensore Brancato. Infatti resta in 10 la formazione di Mister Severino, c'è l'espulsione dopo 180 secondi del secondo tempo. Il Città di Messina è avanti di un gol e adesso anche sopra di un uomo. Attaccano come sempre bene i giallorossi sull'auto di destra, bella combinazione tra Davide Leo e Silvestri che liberano al cross Codagnone, pallone messo dentro, riesce ad allontanare Monaco in calcio d'angolo. Il Città di Messina adesso preme sull'acceleratore, il pallone di Filistad che viene messo sulla sinistra per Bombara, pallone avanti per Fragapane, bella combinazione con lo giudice, ancora Fragapane che guadagna il fondo, il suo mancino viene messo in mezzo sul secondo palo, Davide Leo a botta sicura e il palo sfiora il Città di Messina, il gol del possibile 2-0. Ancora avanti ragazzi di Mister Furnari, qui Silvestri va a verticalizzare per lo giudice, c'è in fuorigioco Codagnone, non il numero 10, l'assistente però alza la bandierina. Rivediamo grazie al nostro rallenti, al nostro fermo immagine come al momento del passaggio di Silvestri lo giudice fosse ampiamente in linea, si lamenta con l'assistente. Ancora il Città di Messina in avanti proprio con lo giudice che adesso sembra indemoniato sull'auto mancino, salta un avversario che cerca di recuperare, lo stende però in area di rigore, il fallo inizia fuori, si conclude dentro per il direttore di gara e calcio di rigore. Bravissimo lo giudice in questo caso, non riuscivano a tenerlo quelli del Rosolini. Sul punto di battuta si presenta Cardia alla ricerca della doppietta personale, prova a distrarlo in qualche modo Fornoni, indicando al direttore di gara che il pallone magari non fosse proprio al centro. Arriva il 2-0 su calcio di rigore, incrocio pieno per Francesco Cardia, gol del 2-0, ottava rete stagionale. Adesso è lui il capocannoniere delle Città di Messina, al 64esimo va a sigillare dopo un'autentica prestazione da grande giocatore la partita. Esce Giuseppe Costa ed entra Quintoni, Rosario Rasà fa staffetta in avanti con Codagnone,
Città di Messina che ha ancora un'occasione proprio con i neoentrati. Quintoni mette dentro il pallone, viene sfiorato da Gardia e Rasà, che praticamente si ostacolano e mettono a pochi centimetri dal palo il gol che avrebbe definitivamente messo in ghiaccio la partita. Francesco Di Stefano subentra a Silvestri poco dopo. Simone Alessandro per Davide Leo e Princi per lo Giudice. Sfrutta tutti i cambi a sua disposizione Mister Furnari. Ancora in avanti le Città di Messina. Qui Princi è bravissimo a verticalizzare per Simone Alessandro al tu per tu con Fornoni. L'uscita dell'estremo difensore Amaranto nega la gioia del 3-0 al neoentrato numero 14. Fischia 3 volte Delli Carpini, le Città di Messina conquista la 13ª vittoria consecutiva e vola a quota 59 punti in classifica, almeno per una notte a +9 sul Biancavilla e a +12 sulle Sant'Agata nella prossima sfida trasferta in quel di Avola. Amici della Wii Sport è tutto da Antonio Caroè, un cordiale saluto e alla prossima!